Amici telespettatori, buonasera, ben ritrovati con la nostra rubrica sportiva. Parliamo ancora di sport, dunque riprendiamo a parlarne e riprendiamo entrando dalla porta principale, nel senso che per la prima volta nei nostri studi ospitiamo addirittura un campione del mondo e la regia adesso ci farà vedere subito i nostri ospiti di questa sera. Federico Spinazzè, campione del mondo Under 23 di Cross Triathlon, e il suo presidente Aldo Zanetti, vecchia conoscenza delle nostre trasmissioni. Allora, Federico, intanto benvenuto, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. E Aldo, buonasera anche a lei. Allora, Federico da poco meno di un mese si è laureato campione del mondo Under 23 di, appunto, dicevo, Cross Triathlon, ma andiamo un po' per ordine. Allora, 23 anni, anche se gli sportivi ne sentono parlare da tanto, perché ha cominciato molto presto e ne parleremo, tanti titoli a livello giovanile, da quest'anno una serie di colpi mica da ridere e l'ultimo questo titolo mondiale. Ma appunto torniamo alle origini, Federico. Intanto abbiamo detto 23 anni, di Ogliano, quindi non sei vittoriese ma sei proprio al confine. Hai cominciato con la squadra del tuo paese, giusto? Sì, ho iniziato con la Silca Ogliano, è una realtà che mi è sempre stata vicina, tra l'altro conoscevo già diversi soci fondatori, quindi sempre stato molto legato a queste realtà. Ho iniziato dapprima con l'atletica, poi mi sono avvicinato anche al triathlon, quindi diciamo l'ho vissuta in tutte le sue sfaccettature la mia società. Ascolta, e continuo a viverla. Se hai 23 anni oggi, quanti anni sono che sei tesserato, diciamo, per le varie Silca, prima Silca Ogliano, poi Silca Conegliano, poi Silca Vittorio Veneto? Hai fatto il conto dei quanti anni? Ormai siamo alla soglia degli 11 anni, quindi è parecchio tempo. Non male, quindi facendo un po' i conti hai cominciato in categoria ragazzi? Sì, ecco. Ero categoria ragazzi, seconda, terza media, e da lì con l'atletica poi 3-4 anni dopo ho iniziato col triathlon. E come ti sei avvicinato all'atletica leggera? Poi in genere, mediamente, i ragazzi qua, Aldo lo sa, qua si pensa a giocare a calcio, invece tu sei arrivato all'atletica subito. Sì, diciamo che il mio scopritore è stato Timmy Stallone, che è al tempo professore delle scuole medie educazione fisica, e mi ha portato con i giochi studenteschi a provare l'atletica e il triathlon proprio qui a Vittorio Veneto. Era una delle gare promozionali che appunto Silca, in collaborazione con le scuole, organizzava alle piscine comunali e alla pista di atletica, e diciamo che quella gara mi ha un po' tirato dentro a questo mondo, anche se in realtà non ho iniziato subito col triathlon, però comunque mi ha approcciato la Silca, che è tuttora la mia squadra, e mi ha fatto crescere in questi anni fino appunto alla categoria Under 23. Ascolta, hai cominciato con l'atletica, dicevamo, e ovviamente corsa, immagino. Sì, io anche ero... se da piccoli magari facevate un po' di altre, sì, un po' di tutto, o no? Sì, ero mezzo fondista, però come hai detto te ho provato dal salto in lungo al lancio del peso, al salto in alto, un po' di tutto. A quell'età lì è normale fare tutto, essere poliedrici. E poi appunto Aldo, Federico è il frutto anche delle iniziative di Estate Insieme che organizzavate, giusto? Sì, quella promozione che avevamo messo in onda, diciamo, in quegli anni per far sì che il triathlon potesse essere vissuto e visto dai cittadini nostri di Vittorio Veneto, di Conegliano, ma anche di dintorni, perché facevamo 7 tappe del circuito Estate Insieme, dove si faceva l'Aquathlon, il Duathlon, il Triathlon, lo si proponeva a Conegliano, lo si proponeva a Nervesa della Battaglia, a Vittorio Veneto appunto, a Oderzo. Abbiamo fatto diverse tappe e è stato proprio l'inizio del triathlon giovanile a Vittorio Veneto vero e proprio, e da lì sono partiti anche tanti altri ragazzini poi di tutto il nord-est Italia, perché venivano a gareggiare qui proprio perché era libera a tutti. Io mi ricordo i primi tempi addirittura con le biciclette che non sarebbero state a norma. Mi ricordo bene. Lo stesso Federico credo che sia stato, diciamo così, non dico cacciato, ma ammonito dai giudici perché non aveva la bicicletta in ordine e a posto, perché lo spirito era proprio quello di dare la possibilità a tutti di provare. Tra l'altro, cosa che abbiamo fatto anche per gli adulti, poi io ho delle foto con dei signori cinquantenni, sessantenni col portapacchi sulla bicicletta che hanno fatto il triathlon a Vittorio Veneto. Con la bici da donna anche uno, mi pare. Esatto, ma a parte queste cose è stato veramente l'avvio
di un'attività giovanile di triathlon, al quale appunto Federico tra l'altro si è avvicinato, essendo già atleta della Silca, si è avvicinato piano piano, con Timmy lo facevamo gareggiare sia nell'atletica che nel triathlon, e poi via via si è appassionato sempre di più al triathlon ed è rimasto nella sfera Silca, ma in modo particolare quella del triathlon. Comunque organizzare una manifestazione promozionale per uno sport e pescare un campione del mondo è come un po' vincere all'otto, Aldo. Sì, diciamo che è una bella soddisfazione innanzitutto perché comunque è proprio il frutto di quella filosofia che la Silca ha sempre avuto, di dire seminiamo, ma non sempre si semina, si raccoglie. In questo caso fa parte proprio della nostra filosofia di seminare tanto, sperando pian pianino, senza bruciare talenti, di portarli poi in età normale, diciamo sopra i 20 anni, di incominciare a raccogliere qualche frutto. E così è stato anche per Federico, perché senza nulla togliere ai suoi risultati che ha fatto anche da giovane, ma non è che facesse stragi di titoli o di medaglie d'oro in passato da giovane, ha fatto anche le sue belle gare, le sue belle vittorie, ma è adesso che ha portato a casa tutto quello che è stato fatto in questi 11 anni, direi. Lei dice non ha portato a casa da giovane, come se adesso non fosse più giovane. In realtà a 23, a 23 anni diciamo che ha di fronte a sé l'intera carriera. Federico, il passaggio, la decisione di dedicarti al triathlon quando tu appunto avevi cominciato col mezzo fondo, quando è scattata? Perché chiaramente è un approccio diverso allo sport. Ma diciamo che è stata una scelta abbastanza impulsiva e senza una ragione particolare. Il triathlon è un qualcosa che comunque ti prende, e essendo comunque una disciplina parecchio impegnativa per via degli allenamenti che devono essere fatti, insomma 3 discipline, non è così facile allenarle e incastrare tutti gli impegni. E ero già all'epoca consapevole che se avessi deciso di farlo mi avrebbe richiesto tutto l'impegno possibile, quindi dovevo fare una scelta, o l'atletica o il triathlon. È quello che mi ha sempre detto anche Aldo, e io ho scelto il triathlon. Ero ancora alla fine delle scuole medie, però ho preso questa decisione e l'ho portata avanti. Allora, ripercorriamo, se riusciamo, i titoli che comunque Aldo adesso ha minimizzato, però insomma leggo 10 titoli italiani tra individuali e staffette a livello giovanile, un titolo italiano under 23 olimpico no draft, tu correggimi se sbaglio, un paio di podi, e a livello internazionale un oro mondiale di duathlon con la staffetta mista junior nel 2016 e un terzo posto sempre nel 2016 nel triathlon in Coppa Europa in Cecoslovacchia. È corretto? Sì, corretto. Diciamo che comunque questi risultati sono arrivati prevalentemente nelle categorie juniores, e quindi non sono poi così lontani da quello che sono adesso, sono 3-4 anni fa. Sì, e, comunque rientra tutto nella filosofia che abbiamo sempre cercato di seguire. La strada tracciata è quella di non cercare assolutamente il risultato nelle categorie giovanili, poi se viene ovviamente è sempre il benvenuto. Però l'obiettivo di Silca, e che abbiamo sempre perseguito con i nostri tecnici, è quello di arrivare ad andare forte adesso. Ora ho 23 anni e d'ora in poi è veramente il momento di spingere sull'acceleratore per cercare i risultati. Questi sono venuti lungo il percorso e comunque hanno fatto bene, sì. Senza dubbio. E quest'anno c'è stata, si può dire, un'esplosione? Beh, sì, diciamo abbastanza inaspettata, nel senso che non è arrivata esattamente dove l'abbiamo cercata. Il triathlon cross, nel quale ho vinto il titolo mondiale e il bronzo europeo, è comunque una specialità e mi si addice molto, e in realtà l'ho provata quest'anno, o meglio mi sono dedicato quest'anno per la prima volta con più impegno, e ha pagato subito. Scusa se ti interrompo, spieghiamo ai nostri telespettatori in cosa consiste il triathlon cross, perché loro sanno un po' del triathlon, ma magari il cross non sanno che cos'è. Sì, il triathlon cross ha sempre la stessa composizione del triathlon a livello di discipline, quindi nuoto, bici e corsa, con la differenza che la frazione di bici viene svolta con la mountain bike, e la corsa è in un percorso trail, quindi sterrato, con dei saliscendi, con percorsi più impegnativi rispetto al triathlon, diciamo, su strada. Quindi si può dire anche più duro? Penso di sì. Più duro, diciamo che sono entrambe delle discipline molto impegnative. Lo sforzo, diciamo, a livello di tempo di gara è sempre lo stesso, ci aggiriamo dall'1 alle 2 ore di gara, anche 2 ore e mezza,
Sicuramente la mountain bike e il trail nella corsa lo rendono molto muscolare, quindi sotto questo punto di vista sì, è abbastanza impegnativo. Allora, per far capire un po' anche il percorso che ha compiuto Federico Spinazzè per arrivare a questo titolo mondiale, vediamo una clip di pochi minuti con qualche immagine davvero emozionante. Allora abbiamo visto queste belle immagini che ripercorrono la carriera, la prima parte della carriera. Adesso viene il bello, come diceva Federico prima. Aldo, che emozioni si provano a vedere queste immagini, queste foto e queste immagini di un allievo cresciuto e arrivato a questi livelli?
Beh, io sono abituato a guardare avanti piuttosto che guardare indietro, ma ogni certo. tanto riguardare le foto ti fa anche ricordare certi momenti vissuti, soprattutto legati proprio all'età dei tuoi ragazzi che hai allenato e vederli poi cresciuti in un'altra dimensione fa sempre piacere, ovviamente. Io mi ricordo i primi anni e approfitto anche a ricordare che per un certo periodo Federico, assieme a un altro gruppetto di primi triatleti, diciamo così, giovani della Silca, sono stati seguiti dal professor Francesco Cirillo, che è un ex triatleta, tra l'altro, che sicuramente ha gettato anche lui un seme all'interno di questo gruppo per farli innamorare del triathlon. E guardando queste immagini proprio si vede dai primi momenti della pista alla corsa campestre e poi via via l'acquathlon e la crescita nel triathlon giovanile, che ti fanno capire come un ragazzino che si avvicina al nostro mondo del triathlon possa veramente crescere anche fisicamente, diciamo, in un certo modo, perché se guardiamo le prime immagini di Federico non era che fosse un mostro di fisico. Io adesso vedo i ragazzini, anche altri, senza nulla togliere Federico, che non può far vedere i suoi muscoli stasera, ma che crescono con delle spalle che un po' somigliano a nuotatori, ma hanno anche delle belle gambe, belle muscolose, formati bene, vengono su di bei ragazzi, voglio dire, e delle belle ragazze, perché fa piacere anche questo, vederli anche crescere fisicamente. Sì, io sono convinto che, per averne visti in gara in tanti casi, che il colosso non ci sarà mai, ma neanche il mingherlino, è proprio una struttura fisica che si completa proprio per la varietà, diciamo, delle tre discipline, no? Immagino. Eh sì, e se vogliamo anche completare questo discorso, veramente lancerei un messaggio che il triathlon fa veramente bene, perché il triathlon per la mente di tanti è l'Ironman, cioè una cosa molto difficile, molto impegnativa, difficilmente approcciabile. Invece io dico che il nostro triathlon, quello che noi proponiamo soprattutto ai ragazzini, è molto formativo e si può fare a tutte le età ed è molto costruttivo, perché già solo se pensiamo che un ragazzino è tra virgolette costretto, ma in quel momento sarà una scelta sicuramente sia della famiglia che del giovane, impara a nuotare, impara ad andare in bicicletta, impara anche a sistemarsi bene la bicicletta, impara a correre. Sono tre cose che lo formano sia fisicamente che mentalmente, aggiungendo poi quella cosa che fa la qualità e fa il salto di qualità in tutti i nostri ragazzini, senza nulla togliere alle altre discipline sportive, che sono tutte bellissime da approcciarsi a livello giovanile, ma la zona cambio è un momento molto formativo per il nostro giovane. Io dico sempre alle mamme, immaginate il vostro bimbo fra qualche anno in mezzo a 300 biciclette deve trovare la sua dopo aver fatto lo sforzo di uscire dalla vasca, dalla piscina, dal lago, dal mare. È una cosa, e prepararsi anche poi per andare in bicicletta, cioè deve susseguire tutta una serie di movimenti e per mettersi l'abbigliamento adatto per poi continuare. Vuol dire mettere in condizione il ragazzino di usare la testa, e questo si chiama concentrazione, e la capacità di concentrazione a questa età qua, se la si impara, veramente ti rimane per tutta la vita. E poi alle mamme potrà piacere anche il fatto che devono lasciare in ordine, nel senso che nella zona cambio deve essere tutto perfetto. Oggettivamente, per esperienza personale, garantisco che è uno spettacolo vedere una gara dal punto di vista della zona cambio. Ma Federico, torniamo a te. Abbiamo detto, lo ripetiamo per i nostri telespettatori, il triathlon è composto da tre discipline, il nuoto, la corsa in bicicletta e la corsa a piedi. Questo nel triathlon classico, diciamo, nelle varie distanze. Tra le tre ce n'è una che preferisci? Sì, sicuramente la frazione di ciclismo è quella che più mi si addice, dove storicamente sono sempre riuscito a far meglio la differenza e dove ho costruito anche le mie vittorie di conseguenza. Ma tu sei partito però dall'atletica, quindi ci sei poi impratichito, diciamo, sei cresciuto dopo nella bicicletta. Sì, diciamo che la mia è una dote naturale, mi sono subito trovato a mio agio, ho avuto anche un tecnico che mi ha seguito fin da quando ho iniziato, quindi da 11 anni, che è Ivan Pellegrinet, ha saputo probabilmente darmi anche l'impronta giusta. E sono sì
Ho sì iniziato partendo dall'atletica, però poi comunque sono sempre stato aggregato a gruppi di ciclisti che hanno saputo darmi quel piglio giusto sulle due ruote che dopo mi ha sempre permesso di fare la differenza, ecco. Ascolta, si diceva una volta, ma erano anche i fatti che lo confermavano, che chi va forte a nuoto ne trae un vantaggio, anche perché appunto esce prima dalla frazione nuota. Confermi questa cosa o nel tempo le varie frazioni si sono un po', diciamo, parificate come importanza? Beh, diciamo che da quando ho iniziato il triathlon è comunque cambiato. Sono sì giovane, però in 10 anni ho visto diversi cambiamenti. E sono passate ormai 3 Olimpiadi e il triathlon di adesso è diverso da quello di quando ho iniziato. Il nuoto sicuramente fa meno la differenza. Ci sono atleti che a livello mondiale sono sicuramente più completi e ora diciamo che la frazione chiave nel triathlon su strada è sicuramente la corsa a piedi. E ormai tutti nuotano forte, è molto difficile fare la differenza nelle prime 2 frazioni. Penso che veramente solo i fuoriclasse ci riescano. Ma il miglioramento ci può essere nel nuoto, perché se uno va forte in bici, va forte di corsa, ma non ci dà fuori col nuoto, riesce a migliorare o riesce a limitare i danni? Com'è che funziona? Il nuoto è una disciplina complessa perché si sente molto l'influenza dell'età alla quale si inizia a nuotare. L'acquaticità è un qualcosa che va appreso subito nei primi anni e più tardi si inizia, più difficile è dopo avere dei miglioramenti. Non è comunque una cosa impossibile, però è diciamo una condizione sine qua non, perché nel momento in cui si ha un gap troppo grande da chiudere dopo la frazione di nuoto, la gara diventa tutta in salita, è davvero difficile tornare sui primi e giocarsi le prime posizioni. Ascolta, dal punto di vista delle distanze ne hai una di preferita per te? Perché spieghiamo sempre ai telespettatori che ci sono le gare sprint, le gare olimpiche e poi il famoso Ironman che ha citato prima Aldo, che, correggetemi se sbaglio, dovrebbe essere 5.000 metri a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona, giusto? Sì, sono 3,8 km a nuoto, 180 in bici ecco. e una maratona a piedi. Ecco, Ma comunque quello è diciamo ancora uno sport diverso da quello che facciamo noi, se così si può definire. Sono distanze veramente estreme che chissà, magari arriveranno in futuro, però per ora pensiamo comunque alla distanza sprint olimpica. E per quanto mi riguarda vedo che con gli anni mi viene sempre più facile, tra virgolette, la distanza olimpica, stanno crescendo le mie doti di resistenza e penso che sia quello il mio futuro. Aldo, dal punto di vista del tecnico rispetto a quello che ha appena detto Federico, è quello? Federico ha detto veramente tutto bene e Promosso, quindi posso dire sì, sicuramente, anche nel linguaggio che sta usando. Sì, è bravissimo. E quindi direi che il triathlon moderno è ancora da scoprire per certi aspetti. Tra l'altro, se vogliamo, visto che siamo in TV, parlare di un qualcosa di televisivo, è chiaro che anche alle Olimpiadi ne hanno già parlato, potrebbero addirittura arrivare a cambiare la proposta di gara dall'olimpico passare allo sprint. C'è già più di qualcuno che ne parla, c'è già qualche anno che ne parlano, hanno aggiunto la staffetta che è una cosa molto 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 veloce e rapida e quest'anno hanno assegnato per la prima volta la prima medaglia. Ma queste sono cose extra sportive perché si allegano più alla spettacolarità. Sicuramente la distanza olimpica rimane quella più classica del mondo del triathlon e su quella che ogni atleta dovrebbe puntare per dire un giorno ci sarò anch'io alle Olimpiadi, quindi quella è la distanza da preparare. Ovviamente il triathlon sprint è una distanza molto più praticata perché è più facile, più abbordabile già dell'olimpico, per non parlare poi dell'Ironman, che quella è una cosa estrema, diciamo così, certo, che va fatta un po' più con un impegno completamente diverso, ma diventa un po' una sfida contro se stessi, veramente entriamo su un'altra sfera sportiva. Quindi direi che ha detto bene Federico, poi ognuno ha delle caratteristiche. Sicuramente le distanze dell'Olimpico si possono affrontare meglio dopo anni e anni di lavoro sia in bicicletta che a nuoto che di corsa, perché sono distanze già comunque impegnative.
Federico, torniamo a te. Lo hai già detto prima, quando hai scelto il triathlon eri consapevole che fosse una triplice disciplina, quindi allenamento su 3 discipline. Come lo gestisci? Quanto impegno serve per arrivare a questi livelli con 3 discipline da allenare? Beh, sicuramente non è facile, anche perché agli allenamenti in questo momento devo conciliare lo studio, faccio l'università e quindi è necessaria una profonda organizzazione delle giornate. Però io penso che il triathlon comunque non sia diverso da tanti altri sport, nel senso che nel momento in cui l'impegno è così elevato, che sia il triathlon, che sia l'atletica, che sia il tennis o qualsiasi altra cosa, bisogna sfruttare appieno le giornate che abbiamo, quindi le ore sono 24 per tutti e cerchiamo di dare il massimo. La cosa fondamentale è veramente organizzarsi, saper pianificare dal punto di vista del tempo, la settimana, il mese, l'anno, tutto nella globalità e incastrare gli allenamenti. Certo che allenare 3 discipline non è come allenarne una sola, però dopo anni di esperienza con i miei tecnici, con tutte le persone che ho conosciuto e che hanno saputo darmi gli input giusti, ho trovato un po' il bilanciamento e lo stiamo portando avanti ormai da diverso tempo. Ascolta, adesso ormai insomma, sei un campione del mondo e quindi sei anche, immagina per i ragazzini, sei diventato uno da segnare col dito, uno a cui chiedere il selfie, insomma. Abbiamo visto nelle immagini, ti abbiamo visto di fianco Alessandro Fabian, anche lui è stato ed è un simbolo ancora del triathlon italiano. Ti senti ormai nella parte di essere un modello per tantissimi ragazzini, ma anche per tanti age group che insomma vedono in te un esempio? Alessandro, insomma, non mi sento ancora al suo livello. Lui è un atleta che ha fatto la storia del triathlon italiano, 2 Olimpiadi, 10° a Londra, è veramente un atleta che forse ha dato quella spinta in più al triathlon italiano per fare un salto di qualità e per diventare quello che è oggi. E sicuramente so di essere un punto di riferimento soprattutto per i miei compagni di squadra più piccolini che mi vedono come comunque un esempio da seguire, ma assolutamente non sono ancora un campione, quindi cerco semplicemente di essere un punto di riferimento per loro, di consigliarli, di condividere con loro quella che è la mia esperienza e niente, tutto qui. Beh, che tu non sia un campione, questo è una modestia che ti fa onore, ma insomma essere un campione del mondo non è proprio non essere un campione, comunque va bene mantenere i piedi di piombo. Abbiamo citato le Olimpiadi, Aldo, sicuramente lei non si è dimenticato che il miglior piazzamento di un italiano alle Olimpiadi nel triathlon è stato fatto da un atleta che è nata sportivamente praticamente con la Silca, giusto? Sì, Nadia Cortassa, tutt'altri tempi, tutt'altro modo, tutt'altro approccio, però, ma qui mi ci metto in mezzo anch'io perché probabilmente ho avuto il coraggio, ho avuto l'occhio, ho avuto la fortuna, non lo so, o usare le parole giuste in quel preciso momento quando l'ho incontrata, di fargli intravedere che poteva veramente realizzarsi nel triathlon. Lo ha fatto, a mio avviso si poteva anche pensare un po' meglio. Io ero presente quella volta ad Atene anche come rappresentante della federazione a bordo campo nella gara di triathlon, proprio vicino alla zona cambio, e vederla passare a quella che poi vinse, mi ricordo come adesso le gridai tienila, tienila, tienila. Lei ha avuto un momento di paura di non farcela e in quel momento probabilmente ha perso una possibile medaglia di argento o di bronzo, perché vincere era difficile contro in quel momento questa atleta che era veramente all'apice della sua forma. Ma è stata una bella soddisfazione quella, ripeto, era tutto un altro ambiente, una ragazza trevigiana che poi si è spostata a Torino, era di Fara di Soligo, i suoi vengono ancora qui nella loro casa all'estate a passare la stagione a Fara di Soligo, e sinceramente è un bel ricordo, perché dire aver vestito la maglia della Silca, fatto vestire la maglia della Silca a una ragazza che comunque allenavo o comunque consigliavo a distanza, non come Federico che era qua, cresciuto qua, questo è tutto un altro tipo di soddisfazione, ma sono 2 cose diverse e per la Silca è stato comunque un bel momento allora, come lo stiamo vivendo adesso
anche per altri motivi, non solo per quello che Federico ha fatto, ma soprattutto quello che per Federico sta trasmettendo, perché di fatto con i ragazzini deve essere un esempio per i ragazzini, ma soprattutto senza esaltare nessuno. È una persona normale che sta facendo l'università, si è laureato, sta facendo la magistrale, ha l'amorosa, è una persona tranquillissima e normale. E è riuscito da 11 anni a questa parte a fare quegli allenamenti tutti i giorni, dedicando all'inizio 2 ore al giorno e poi magari sono diventate anche qualcosa di più, 4 ore al giorno, ma non ha tolto nulla alla sua professione di studente e quindi è una cosa che si può fare, basta organizzarci, come ha detto Federico prima, organizzazione e pianificazione. Ma detta così sembra facile, ma insomma cioè, è fattibile e la dimostrazione concreta è Federico. Però non è così facile come la fate, perché bisogna avere anche qualità e concentrazione. Allora Federico, per la tua esperienza, quanto conta l'allenamento e quanto conta, cioè l'allenamento intendo dal punto di vista fisico e tecnico, e quanto invece conta la testa in una gara di triathlon? Innanzitutto, se posso aggiungere solo una cosa a quello che ha detto Aldo, più che il rischio di togliere qualcosa alla scuola e allo studio, lo sport sicuramente, io sono profondamente convinto che dia un aiuto a questo, perché comunque le capacità di organizzazione e di concentrazione che dà lo sport dopo si riversano in tutto il resto della nostra vita e non possono che dare dei vantaggi anche nello studio. Guarda, ti interrompo perché era una domanda che volevo farti, dopo torniamo sull'altro discorso, perché appunto va detto, no, che tu sei laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, stai facendo la magistrale in alimentazione e nutrizione umana, in tempo, voglio dire non fuori corso, e ottieni questi risultati. E se non ricordo male non sei neanche l'unico caso di triatleta della SICA a buoni livelli, tu ottimi, con ottimi risultati anche a scuola e all'università. Quindi è davvero una cosa che conferma questo che hai appena detto, cioè allenarsi, sapersi allenare e organizzare con 3 discipline aiuta a organizzarsi anche la vita, giusto? Assolutamente, io a Padova, dove mi alleno attualmente, sono in appartamento, sono coinquilino insieme ad Erika Mazzer, che è un'altra atleta che ha iniziato da giovane con la Silca e che pratica ancora il triathlon, e anche lei laureata in ingegneria aerospaziale quest'anno con 110 lode, quindi sicuramente è un risultato che conferma questo che abbiamo appena detto. E sicuramente noi notiamo che a scuola durante lo studio abbiamo qualcosa in più rispetto ai nostri coetanei, nel senso che riusciamo a studiare o comunque a comprendere quello che ci viene richiesto in un tempo minore, perché abbiamo una capacità di concentrazione veramente elevata che deriva dagli allenamenti e da tutto il resto che facciamo quotidianamente. E quindi tornando alla domanda di prima, che ci siamo già quasi, la testa, la capacità di concentrazione, di determinazione, di capire la gara, eccetera. La testa quanto conta in una gara di triathlon? In percentuale, tiriamo un numero. La testa è tutto, senza quella possiamo essere preparati fisicamente quanto vogliamo, però nel momento in cui viene a mancare la concentrazione e la consapevolezza soprattutto dei nostri mezzi, non si arriva da nessuna parte. E tatticamente, abbiamo sentito prima il racconto di Aldo, quando appunto parlava di Nadia Cortassa alle Olimpiadi, lei ha avuto paura di non farcela, quindi mentalmente ha avuto, diciamo, o una consapevolezza o una paura. Ti è mai capitato in gare, magari in gare importanti, di dire non ce la faccio, oppure di dire vado a Tusta, costi quel che costi? Assolutamente sì, è normale che sia così, i momenti di debolezza ci stanno perché siamo umani, però bisogna comunque saper imparare da questi errori e trovare delle strategie, perché il nostro cervello comunque ci porta sempre a queste scappatoie e dobbiamo essere noi che troviamo le strategie, il modo per riuscire ad ingannarlo, riuscire a essere più forti e dare il meglio di noi stessi. Ascolta, si dice che almeno nella maratona ogni tanto dicono che bisognerebbe dosare le energie in modo da averne ancora per fare 2-3 metri dopo il traguardo e dopo basta, nel senso che se arrivi se arrivi cotto non arrivi, e se arrivi troppo allegramente vuol dire che potevi andare più forte. Ti è mai capitato di sbagliare questi conti in una gara di triathlon importante? Il dosaggio delle energie è qualcosa che
nonostante gli 11 anni di gare devo ancora perfezionare. Ci vuole tempo, soprattutto in gare così lunghe. Se pensiamo che arriviamo a 2 ore e mezza di gara non è facile, anche perché il triathlon spesso ti costringe proprio con il cambio di disciplina dei fuorigiri che diciamo non vanno assolutamente a vantaggio della gestione delle energie, quindi siamo costretti ad andare oltre il limite. Dopo sono comunque sforzi che si pagano, però per restare in gara ed essere dal punto di vista tattico dentro la gara per la vittoria bisogna fare questi sforzi e comunque imparare a conoscersi e gestire poi successivamente, diciamo, le energie per riuscire a recuperare e comunque condurre una buona ultima parte di gara. Aldo, cerchiamo il pelo nell'uovo. A un ragazzo così cos'è che manca per migliorare ancora, se può migliorare ancora? Ma guarda, non gli manca nulla, direi. No, manca adesso nel si senso tratta solo dove di... può migliorare, Sì, non che non ci esatto. arriverà. Allora, noi abbiamo sempre avuto un piccolo gap nel mondo del nuoto, perché non essendo nati in società come altre società di triathlon all'interno di una piscina, abbiamo sempre avuto il problema di trovare lo spazio acqua e il modo di potersi allenare di più e via di seguito. Pian pianino ci siamo guadagnato anche la fiducia della società di Vittorio Veneto che ci ospita nella propria piscina, perché so che è difficile comunque, ovviamente chi gestisce una piscina e ha una società anche agonistica, guarda ovviamente a risolvere i problemi dei propri associati, dei propri atleti, che comunque qui a Vittorio Veneto c'è una storia che ci porta anche a grandi risultati nel nuoto. E quindi abbiamo sempre fatto un po' di fatica, diciamo così. Lo stesso Federico sì, sapeva nuotare perché aveva fatto dei corsi di nuoto, ma partiva un po' da zero, ma ha dimostrato che piano piano con la costanza si può anche migliorare anche nel nuoto, anche se, come ha detto prima, l'acquaticità imparata in età giovanile è sempre preferibile. E questo è un po' la nostra difficoltà. Non viviamo al mare e quindi non possiamo andare in acqua tutti i giorni tranquillamente. Stiamo risolvendo anche questo problema con i nostri laghi di Revine, con il lago di Santa Croce d'estate quando si potrà, e anche non d'estate, perché ci siamo andati anche con la muta, anche i bambini più piccoli con la muta in qualche maniera. L'anno scorso siamo riusciti a nuotare anche, diciamo così, in primavera e tardo autunno al lago qui di Revine. E quindi stiamo cercando di ovviare a questo problemino che abbiamo, ma che io ritengo che sia superabile. Come ha detto prima Federico, c'è una cosa che ci teniamo e vogliamo insistere invece su questa strada, cioè la testa. Bisogna lavorare tutti di più sulla testa dei nostri giovani e dei nostri atleti. Nel suo piccolo ha dimostrato quanto è importante, anche nella gara dei mondiali che gli è capitato, e magari poi ve lo racconterà lui, un piccolo problema che poteva compromettere completamente la gara se andava in panico, non stava tranquillo e non lo risolveva. Un problema alla bicicletta che gli ha fatto comunque perdere preziosi secondi. Però controllo, calma, ha sistemato il tutto e ha proseguito. Quindi c'è un ampio margine di miglioramento sicuramente, se sappiamo tutti quanti, noi tecnici, gli stessi genitori, tutti i dirigenti che sono intorno al gruppo di atleti, di far passare sempre questo messaggio, che non è tanto importante poi il lavoro muscolare. Certo che ha la sua importanza, ma è la testa che ha molta importanza, ma non solo nel triathlon, ma in tutti gli sport. E quindi dobbiamo abituarci che i ragazzini vanno tirati su, veramente che siano coscienti di quello che vivono, del movimento che fanno, di se stessi. Devono imparare a conoscersi già fin da piccoli, perché poi la loro testa deve immagazzinare messaggi positivi, non negativi, perché il nostro cervello purtroppo ricorda sempre al proprio fisico il momento di difficoltà e di fatica, e non ricorda i momenti belli. Ascolta, allora Federico, raccontaci cosa è successo in questa gara che poteva compromettere il risultato. Sì, nella frazione ciclistica ho avuto un piccolo problema meccanico proprio nel momento in cui ero rientrato sul primo gruppo,
e diciamo che mi è un po' caduto il mondo addosso in quel momento, però è stato fondamentale. Per problema meccanico intendiamo? È saltata la catena su ok. una delle pulegge posteriori del cambio, Ok. è andata a incastrarsi col telaino, un problema risolvibile Sì, in sì. una trentina di secondi, che però poteva rischiare comunque di compromettere l'intera gara, perché magari non accorgendomi del problema o rompendo qualcosa sulla bici comunque delicata avrei potuto fare veramente un grosso danno. Però sei riuscito a mantenere la calma e a risolverlo, quindi. Sì, diciamo che la giornata del mondiale era un po' una di quelle giornate in cui ti senti bene, non ti va niente male, e quindi mi sono accorto subito di qual era il problema e mi stupisco anche ora di come ho fatto, ma sono rimasto veramente calmo. Sono sceso, ho rimesso, diciamo, in assetto la catena e sono ripartito in tutta tranquillità, perché comunque le sensazioni erano buone, stavo pedalando bene, la posizione era ottima. Comunque ho perso il primo gruppo degli elite che poi sono andati a vincere la gara assoluta, ma sapevo che comunque la posizione under 23 era buona e potevo dire la mia anche nella frazione di corsa, come poi è stato. Quindi questo conferma quello che dicevi prima, che la testa è tutto, insomma. Anche... Sì, diciamo che se vado a cercare un po' la causa, tra virgolette, dei risultati che sono saltati fuori quest'anno un po' a sorpresa, sicuramente vedo che una maggiore consapevolezza mi ha permesso di affrontare le gare in maniera più tranquilla, più serena e più consapevole dei miei mezzi soprattutto. Ascolta, ho detto prima che sei laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, e ti stai facendo la magistrale in alimentazione, e di alimentazione volevo chiederti quanto importante è per gli allenamenti e per il giorno di gara alimentarsi bene. E tu, seconda domanda, tu hai delle diete particolari o no? Allora, l'alimentazione è sicuramente fondamentale per noi atleti, ma più che nel giorno della gara, tutti i giorni dell'anno, veramente 365 giorni all'anno bisogna essere attenti a quello che si mangia, perché in fin dei conti è il carburante, no, con il quale ci alimentiamo. E se sappiamo riconoscere quali sono gli elementi, i nutrienti che servono al nostro corpo, sia per l'energia che per costruire la massa muscolare, riusciamo veramente a dare un surplus alla prestazione poi Allora, in gara. facci qualche esempio, anche se sveli qualche segreto a qualche tuo concorrente, ma insomma... Ma segreti non ce ne sono, siamo Ecco. fortunati a vivere nel nostro paese, abbiamo una dieta che già è equilibrata di per sé. Quindi facci un esempio di una tua dieta di una settimana, cioè mattina, mezzogiorno e sera, mediamente. Ma non c'è niente di particolare, mangio la pasta come tutti, la carne come tutti, le uova, i legumi, tanta verdura, tanta frutta, è semplicemente sapere quando mangiare cosa. Quindi se dopo un allenamento abbiamo bisogno di recuperare, sappiamo che dobbiamo mangiare le proteine, i carboidrati per recuperare il livello muscolare e tutte queste cosette qui. Comunque sono sempre stato seguito dal mio tecnico di ciclismo, che è anche esperto in questo campo, Ivan Pellegrinet. È veramente importante anche essere monitorati sotto questo punto di vista, anche con comunque delle macchine, strumentazione. Ascolta, Aldo ha svelato prima che hai anche un'amorosa, non ti chiederò niente dell'amorosa, ma la domanda è la vita da 23enne con l'amorosa, il sabato sera, queste cose qua sono completamente cancellate per ottenere questi risultati, oppure insomma un po' di vita riesci a viverla extra studio e extra sport? Completamente cancellate no, io sono convinto che comunque per arrivare in gara sereni e tranquilli, come ho detto, bisogna anche portare un po' di distrazione nella nostra vita, è normale che sia così, soprattutto a 23 anni. Diciamo che i momenti in cui vedo i miei amici tendono magari a non essere la sera, e sabato sera a star fuori fino a tardi, magari cerco di vederli nel pomeriggio o comunque nelle ore diurne, e comunque per noi atleti è veramente importante il riposo. E niente, io veramente ho una vita normale, cerco di conciliare tutto e è possibile assolutamente. Ho comunque degli amici e la mia ragazza mi sostengono sempre, è importante, loro devono capire quello che faccio e lo capiscono, sono veramente super in questo, anche l'accoglienza che mi hanno riservato quando sono tornato dai mondiali è stata veramente fantastica, sono stati vicini e li ringrazio davvero molto, perché comunque la serenità di tutto il contorno che sta attorno all'atleta è fondamentale. Ecco Aldo, ho visto immagini di due feste, mi pare di aver capito, no? Una a Conegliano e una a Vittorio per Federico dopo il mondiale, giusto?
Sì, beh, una a Oliano, proprio in quella palestrina Sì, della parrocchia, che tra l'altro è dove è nata l'atletica Silke Silca Oliano. Oliano. Ci sarà Eh, stato Walter Feled di mezzo, Beh, immagino. sicuramente è stato un po' lui che ha dato una mano a coordinare il tutto, è stato comunque il gruppo parrocchiale di festeggiamenti di Oliano a organizzare il tutto per Federico e i suoi amici. È stata una bella serata perché è stata molto spontanea, serena, in un ambiente tranquillo, proprio di paese, dove si vede che vogliono tanto bene a Federico, anche perché ha fatto parte anche del gruppo, del gruppo folcloristico e organizzava la sagra. Io un anno mi sono permesso di dire: ma vai ancora là, abbiamo le gare da fare e tu vai là a portare fuori le salsicce per i tavoli. Bravo. E lui l'ha fatto fino a qualche anno fa, tra l'altro, Proteine. quindi grazie anche alla nonna che lo ha sempre coinvolto in questo. E mentre a Vittorio Veneto c'era già programmata una serata con i genitori e con gli atleti, e fatalità è capitato anche sto titolo mondiale, proprio detto, Ah, allora nella serata ci aggiungiamo sicuramente l'invito vabbè. ai sindaci di Vittorio Veneto e di Conegliano, che era giusto coinvolgere anche in questo, e Federico era presente, quindi è stata anche in quell'occasione, quel pomeriggio, un bel ambiente sereno e tranquillo, proprio vissuto bene, come piace a noi, diciamo, senza tanti fronzoli e magari anche senza tante altisonanze, ma proprio così molto familiare e umano. All'insegna della normalità, come diceva Federico, della sua vita, pur avendo ottenuto e ottenendo questi risultati. Allora, per chiudere questa parentesi specifica su Federico, guardo al calendario e vedo nel 2024 Olimpiadi di Parigi. Allora, Federico, mancano 3 anni, tu sei nel pieno della tua maturità, o meglio, stai entrando nel pieno della tua maturità. Non mi dire che un pensierino non possiamo farcelo noi che seguiamo le tue gesta, se proprio non lo fai tu. Invece te lo dico, secondo me è importantissimo ragionare per gradi, e alle Olimpiadi assolutamente non ci penso, anche perché quelle sono nel triathlon su strada, e questi risultati comunque sono arrivati nel triathlon cross, che per quanto sia sempre triathlon è una cosa abbastanza diversa. Questo non vuol dire che non gareggerò più su strada come ho fatto fino adesso, e continuerò a portare avanti sia la strada che il cross, e vediamo insomma il prossimo anno cosa arriva, e c'è tempo, c'è tempo. Aldo, l'umiltà e la calma di questo ragazzo secondo me sono basi importanti su cui costruire altri risultati ancora, no? Assolutamente, perché intanto questa esperienza del cross triathlon, dove lui si è dedicato tutto sommato per pochi mesi, è stata, perlomeno dal mio punto di vista, un'esperienza molto importante, che ci ha aperto anche un po' gli occhi su certe tipologie di preparazione che alle volte, sai, i tecnici federali portano avanti da anni, poi via via. Federico dice le Olimpiadi prossime no, perché sa come funziona, però non è mica detto che non si possa pensare a quelle dopo, prima di tutto. Certo. E sicuramente io sono convinto che lui in modo particolare, se si dedica di più a questa disciplina del cross triathlon, non va a inficiare i risultati nel triathlon normale, perché è una costruzione che si può fare insieme, e lui la può tranquillamente trasformare poi nel triathlon olimpico o nel triathlon sprint, perché ha le capacità per farlo. Quindi sicuramente la scelta che stiamo facendo insieme per dire vediamo di fare una partecipazione maggiore e più complessa a quel circuito, che è anche al di fuori del mondo delle federazioni, si chiama Xterra, ma per completare l'opera, diciamo, perché in ogni caso allenarsi, se poi non ci sono dei circuiti, delle gare Certo. su cui diventa anche difficile poi preparare l'unico evento all'anno che si chiama magari europeo o mondiale, no? Certo. E quindi devi trovare le gare a un certo livello. Purtroppo in Italia non c'è un grande movimento di triathlon cross, e non c'è una grande cultura nell'organizzazione dei triathlon cross. Attraverso questa scelta sicuramente però non butteremo via nulla,
perché tornerà tutto utile più avanti, io ne sono certo. Federico ha tranquillamente altri 10 anni di vita agonistica davanti e se tutto va bene li vivrà veramente in maniera intensa. Bene, noi glielo auguriamo. Abbiamo sentito, perché se lo merita e perché sta dimostrando che se lo guadagna sul campo. Abbiamo sentito parlare più volte della parola cross, allora voltando pagina, passando all'atletica, ma poi chiederò anche a Federico che programmi ha per questo autunno-inverno. Aldo, comincia la stagione delle campestre tra poco. Quanto impegno dedicherete come Silca alle campestri? Domanda da facile risposta. Beh, noi stiamo già portando i ragazzini a qualche campestre nel Bellunese, visto che c'è un circuito del centro sportivo italiano. Anche domenica eravamo a Bribano, 2 domeniche fa a Pedavena, e stanno già gareggiando nella corsa campestre, perché io personalmente la ritengo un bel modo per allenare soprattutto i piccolini che si approcciano. A Pedavena eravamo sotto un diluvio, nel mezzo al fango. Domenica qui c'era la nebbia, a Bribano c'era un bellissimo sole, tanto per dire, ecco, si passa da un ambiente all'altro. A parte questo, la prossima nostra manifestazione tra l'altro è su strada e tra l'altro sta avendo anche un bellissimo successo, che è la Prosecco Run a Vidor, e quindi la stiamo organizzando al meglio. I tempi sono quelli che sono, quindi bisogna avere certi accorgimenti, bisogna fare attenzione. Certo. Ci sono già oltre 1100 iscritti ad oggi e quindi avrà sicuramente un contorno che è la Prosecchina, che sulla distanza Ricordiamo più breve. la data, Aldo? Prego? Ricordiamo la data? 5 dicembre, 5 dicembre. Domenica 5 dicembre. Ecco, sicuramente chiuderemo l'anno intanto con una bellissima corsa su strada un po' particolare, che tra l'altro è in mezzo ai vigneti di Valdobbiadene e che ora sono patrimonio dell'UNESCO. Poi abbiamo già richiesto in federazione al Comitato Regionale Veneto l'organizzazione del Cross Città della Vittoria, che sarà la 37esima edizione, e quindi ormai è diventato un appuntamento veramente immancabile per l'atletica veneta. Ricordiamo l'anno scorso una giornata allucinante per il vento, eravamo presenti con una lunghissima diretta, se si ricorda. Esatto, anche se l'anno scorso, che era poi quest'anno ancora, diciamo, sì, l'ultima edizione, tra l'altro era una di quelle che castigate un po', perché c'era solo il settore assoluto, pubblico, non amatoriale, e pochi giovani, mentre nel 2022 sembra che tutto si possa svolgere sia dal settore promozionale passando per l'assoluto per finire con l'amatoriale, e quindi ritorneremo a numeri anche importanti, 1500 iscritti sicuramente si aggireranno intorno a lì. Anche lì ovviamente l'organizzazione sta diventando veramente una cosa difficile, perché comunque bisogna fare attenzione, e a tutti quanti. L'area Fender si presta in modo particolare, perché tutto sommato, a parte se qualcuno viene dalla collina, dal Monte Altare è un discorso, ma se viene dalle 2 vie di accesso è facilmente controllabile, quindi si faranno sicuramente rilevamento temperature, controlli e quant'altro, perché tutto sia in regola, giustamente, come prevede il momento particolare ancora che stiamo vivendo. Lo stiamo preparando comunque bene, perché merita che questa 37esima edizione non sia peggio delle altre, anzi dovrebbe essere migliore, visto che ci dovrebbe essere appunto il ripristino di tutte le categorie presenti. Questo faremo per quanto riguarda la corsa campestre. Oltre poi noi personalmente partecipare e portare i ragazzi a tutto quello che è il campionato veneto di corsa campestre, sia giovanile che assoluto. E Federico Spinazzè sarà iscritto? Chiedo a lui a questa gara, cioè è un giro di parole per chiederti: affronterai qualche gara di corsa campestre anche come allenamento, oppure le affronterai per farle o per allenarti per il triathlon? Beh, non posso mancare certamente al Cross della Vittoria, è una gara che faccio fin da quando sono piccolino, da quando facevo atletica, e non sono mai mancato che io mi ricordi. E in ogni caso le campestri fanno parte della mia preparazione invernale da sempre. Siamo convinti che l'abitudine al gareggiare sia utile, non importa che la gara sia di atletica, una campestre piuttosto che in bicicletta. L'importante è gareggiare e mantenere la mente in allenamento, abituata allo stress del giorno della gara, alle emozioni che si provano, e quindi sì, è giusto gareggiare. Sebbene magari la preparazione non sia finalizzata alle campestri, ma ci saremo, ci sarò. E quindi non l'affronti con lo spirito di un allenamento, di un lungo così, ma proprio di una gara, anche se
è una corsa campestre. In gara non si va mai per allenamento, almeno questo è quello che ho sempre fatto e non ci riuscirei neanche, credo. La concentrazione deve essere quella di una gara e è giusto così. Certo. E dopo i cross, Aldo, torna anche Treviso Marathon. Sì, a marzo abbiamo previsto il 27 marzo la Treviso Marathon, che sarà arricchita da solite attività collaterali, la 10 miles e la 7 km della Wow Run. E saranno giornate impegnative, il giorno prima ci sarà anche attività per le scuole, se ce lo permetteranno, certo. Perché Prato Fiera si presta a quelle attività di staffetta che avevamo messo in piedi 3 anni fa, perché ormai, ripeto, manca da 2 anni la Treviso Marathon. C'è un bel fermento, stando già alle prime iscrizioni, ci sono anche iscrizioni che chiedono di essere presenti dall'estero, dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dalla Slovenia. Buon segno. E quindi è un buon segno, sì, direi, un buon segno. Se noi dobbiamo pensare positivamente e a quello che siamo riusciti a fare quest'anno nel mondo del triathlon con quella prova di campionato di prova di Coppa Europa di triathlon a Caorle, è stato un momento veramente esaltante, perché è ancora tutt'oggi, ormai la stagione è finita comunque, è stata la gara più numerosa in Europa svoltasi quest'anno nel 2021, e quindi speriamo veramente di portare fortuna anche in questo senso, che le maratone che in questo momento stanno un po' soffrendo per 1000 motivi, oltre che per il Covid, ho visto i numeri anche della maratona di Verona di ieri, non sono stati esaltanti, ma sicuramente noi facciamo affidamento sulla nostra buona stella che ritorni anche a numeri più elevati. Federico, la maratona non mi risulta tu l'abbia mai provata. Hai provato la maratonina? Sono distanze che non ti interessano o non si sa mai un giorno? Diciamo che sono distanze difficilmente conciliabili con quelle che sono la mia attività. E comunque una maratona diventa impegnativa dal punto di vista muscolare se non si è adeguatamente preparati, e si rischia di fare più danni dei benefici che ci sarebbero. E la maratonina? La maratonina è già una distanza che è più fattibile, 21 km, sono distanze che usualmente corriamo in allenamento, e quindi sì, l'ho fatta, la rifarò, ne parlavamo proprio prima con Aldo. Nonostante io abbia appena ricominciato la preparazione in settimana e manchi poco alla Prosecco Run del 5 dicembre, ci sarò sicuramente per fare un allenamento di qualità. Bene, allora Aldo, cosa possiamo augurare a questo ragazzo per la prossima stagione, ormai diciamo per il 2022? Beh, intanto lunga vita e tanti risultati, mi viene da dire. Intanto il 22, dai. Ma direi intanto lui ha l'obiettivo anche di finire la scuola, e quindi deve pensare anche a quella, ma io direi che il 2022 potrebbe già portare a casa delle belle soddisfazioni nel circuito Xterra e nel mondo del triathlon cross, ancora sicuramente, e poi conoscendolo non è detto che non ci caschi anche qualcos'altro. Allora aggiro la domanda, cosa sarebbe questo qualcos'altro a cui allude Aldo? Federico? Beh, sicuramente qualche risultato su strada, il livello che ho, che comunque ho dimostrato in questi anni, mi permette ormai di gareggiare anche nel circuito di Coppa Europa su strada, quindi vedremo, insomma dobbiamo ancora definire gli obiettivi per la prossima stagione, ma vedremo se ci saranno anche queste gare da fare. Bene, allora non mi resta che rivolgere ancora per l'ennesima volta i complimenti a Federico Spinazzè, che Grazie. È stato il nostro ospite, il primo ospite che teniamo qui in studio, campione del mondo. Grazie anche a Aldo Zanetti per avercelo portato, oltre che averlo fatto crescere così, insomma, assieme a tutti gli altri tecnici che l'hanno seguito. Complimenti ancora a Federico. Grazie Aldo, in bocca al lupo a Federico per la sua carriera e a Aldo per tutti i suoi 100.000 impegni organizzativi e allenativi, diciamo così. Ovviamente ringrazio anche tutti i nostri telespettatori e la regia di Federico Campoallorto, e appuntamento alla prossima serata.